Cantentuc, luntan de Napoli se meur, ma pe vegni anche a Milano. Sono versi della canzone O mia bella Madonnina, di una canzone che avrei sentito tante volte, famosissima, penso forse la più conosciuta, la più eseguita fra le canzoni di Milano e in milanese, o sentita direttamente dai dischi o dai video di Giovanni Danzi che la compose, e appunto sicuramente molto conosciuta. Ha questi versi appunto nel ritornello dove dice così: Cantentuc luntan de Napoli se meur, ma per venire qui a Milano. Appunto poi fa rima con O mia bella Madonnina che te brille de luntan, eccetera. Perché la tiri in bali in queue? Perché le quasi un anno e mese, perché dall'anno passato, alla fine di marzo del 2020, che se ne va con quel canale qui, quindi quasi un mese, quasi un anno e mezzo, e parla di tanti santi, proprio a me milanese, Sant'Ambrogio senz'altro, ma anche altri che hanno avuto a che fare con Milano, San Martino, insomma, nelle città d'Italia, Sant'Antoni, che poi l'emico domani di Milano, anzi Sant'Antoni è sempre l'era dell'Egitto, di primi secoli, in che tra l'altro è anche l'ultima domenica di questa estate, le domeniche però il 19 di settembre è San Gennaro, sappiamo, patrono di Napoli. E ora io volevo uscire in quel video qui un po' rivolgere o ringraziare anche tutti quelli che in De Napoli o di paesi dintorni, insomma della campagna, perché so che ci sono diversi o iscritti al mio canale o anche non iscritti ma che seguono, che sicuramente non solo non sono milanesi ma proprio di quell'area, e che apprezzano evidentemente quello che facciamo. Sono ben contento, anch'io a mia volta spesso mi trovo ad ascoltare o a vedere dei video di varie espressioni, di canzoni, di battute eccetera, in altri dialetti, in lingue di altre regioni. È bello, direi, questo scambio culturale, in cui tra l'altro si sa che il 19 di settembre dovrebbe verificarsi il miracolo di San Gennaro, in cui pare che si sia verificato, ho letto si è svolto. So benissimo che ci può essere chi ci crede, chi non ci crede, ma non è questo il punto. Io ritengo che sia comunque una bella espressione non solo di devozione ma anche di tradizione e di legame a un'identità, e quindi il nostro Sant'Ambrogio con San Gennaro che va in giù, e tutti e due che insomma che mi proteggono e cercano di far mandare al meglio tutti quanti, milanesi, napoletani e tutti gli altri. Bene, ma per venire qui a Milano. Ciao ciao!